perché? Anche se la nave si è incagliata, danni non ce ne sono stati, no? Se ricordi che l'uovo che non pussa oggi può pussare domani. Già. Ma bisognerebbe intanto assodare se la colpa è stata del capitano. Il capitano quando è a bordo ha tutti i meriti, ma anche tutte le colpe, eh? Se il barco arriva ben, quello è un gran capitano, anche se ha dormito tutto il viaggio. Ma quando anche l'ultimo dell'equipaggio dovesse fare un errore, una stupa per via magari non so, di un occhio pulino che gli dava fastidio, la colpa è del capitano. Non doveva imbarcare uno con l'occhio pulino, già vedi. Ancora questo viaggio poi basta, eh? Per giovedì lo passeggiare per calate a rimirare i tramonti o a mangiare di pistacci, mica una fecola.